la terza corsia dell'A4 tra Venezia e Trieste, lavori al via entro la fine del 2026, firmato il contratto di affidamento dell'ultimo tratto cantiere da quasi 1 miliardo. Mare, Forza 4 e un'avaria al motore obbligano un gruppo di turisti a chiedere aiuto alla Guardia Costiera di Venezia partiti da Jesolo verso la Croazia. Le motovedette hanno riportato 2 persone a riva. Dopo la tragedia dei 2 operai egiziani morti nella fossa biologica a Santa Maria di Sala, prefettura già al lavoro per il rientro delle salme in Egitto, ma prima si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. La storia di Abduda, rifugiato, punto di riferimento per richiedenti asilo, è uno dei migranti seguiti dall'ente bilaterale regionale che fornisce corsi sulla sicurezza anche ai migranti. Morti sul lavoro, ora serve il badge sulle presenze, la proposta del PD regionale dopo i dati allarmanti che descrivono un 2025 nero con decessi raddoppiati rispetto all'anno scorso. Dopo il Barca Velox, ora il traffico acqueo in laguna si è spostato sul retro della Giudecca, la denuncia dell'Associazione Canottieri della Giudecca. A Jesolo, dopo il divieto di fumo lungo la battigia, creata la prima smoking area, iniziativa per sensibilizzare contro l'abbandono di mozziconi in spiaggia e in generale in città. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque è stato sottoscritto oggi a Trieste il contratto per l'affidamento dei lavori dell'ultimo tratto della terza corsia in A4 tra San Donà di Piave e Portogruaro. Si prevede di concludere i lavori nel 2030. Devo dire un'opera la più importante a livello nazionale che parte, perché stiamo parlando di un'opera che sfiora i 900 milioni, principalmente 870 milioni di euro. È lungo poco più di 25 chilometri, ma prevede la ricostruzione di 9 ponti, 3 cavalcavia, 12 sottopassi, 50 attraversamenti idraulici e 2 vincoli autostradali. È l'ultimo tratto della terza corsia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste, quello compreso tra San Donà e Portogruaro, per il quale i lavori partiranno nel 2026 per una durata di 5 anni e mezzo. Oggi la firma a Trieste del contratto per l'affidamento dei lavori aggiudicati al Consorzio Stabile Eteria. Non è un mero ampliamento, ma è un vero e proprio rifacimento di una tratta autostradale molto importante nell'ambito ricordo dell'A4, la Venezia-Trieste, che oggi è diventata non più un'autostrada snodo per l'Italia, ma per l'Europa e in particolare per i traffici est-ovest. Con questo importante passaggio iniziamo il completamento della terza corsia. Vicino al 1 miliardo di euro il quadro economico per questo ultimo lotto di lavori che completerà tra il 2030 e il 2031 tutto il tratto a 3 corsie della A4 tra Quarto d'Altino e Palmanova per un totale di 83 chilometri. Come per gli altri lotti non si tratta di un semplice ampliamento, l'autostrada sarà interamente demolita e ricostruita. Andrà oltretutto ad agire su un tratto particolarmente delicato che quindi deve vedere un'opera infrastrutturale che seppur la chiamiamo un allargamento in realtà è una nuova autostrada, perché le opere previste di fatto costruiscono un nuovo pezzo importante di autostrada. Nell'illustrare l'intervento il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco ha precisato che gli impatti sulla viabilità saranno minori rispetto agli ultimi cantieri, anche perché si sta già lavorando sui viadotti. Mare e Forza 4 e un'avaria al motore hanno obbligato 4 turisti a bordo di un'imbarcazione a chiedere aiuto alla Guardia Costiera. L'imbarcazione da diporto, partita da Jesolo e diretta verso le coste croate, è stata soccorsa oggi da 2 unità della Guardia Costiera di Venezia. Ha ricevuto via radio un Mayday. La Capitaneria di Porto ha inviato sul posto 2 motovedette che si trovavano già in mare. La barca in avaria è stata raggiunta quando aveva già superato il limite delle acque internazionali. 2 le persone che manifestavano un forte malessere a causa del mare mosso e hanno richiesto alla Capitaneria lo sbarco immediato. Dopo un consulto medico con il Centro Internazionale Radiomedico, reso difficile dalla scarsa ricezione radio dell'imbarcazione, i 2 turisti sono stati trasbordati nell'unità della Guardia Costiera e portati verso il Lido di Venezia per essere affidati al pronto soccorso sanitario. L'imbarcazione invece, con altre 2 persone a bordo, è riuscita a riprendere la navigazione verso la Croazia. Ora torniamo sul caso dei 2 operai morti sul lavoro nella fossa biologica Santa Maria di Sala, contatti tra prefettura e autorità consolari per il rientro delle salme in Egitto, ma prima si dovrà attendere l'esito dell'autopsia.
La prefettura di Venezia sarebbe in contatto costante con le autorità consolari egiziane per organizzare il rientro in Egitto delle salme di Abdou Mustafa Ziad, 21 anni, e Sayed Hamad Mahmoud, 39, i 2 operai morti sul lavoro a Santa Maria di Sala, e continuare ad offrire assistenza alle rispettive famiglie. Mentre nel frattempo si attende a breve un incontro ufficiale tra rappresentanti della comunità egiziana, sindacati e istituzioni locali. Quando andrà dal prefetto adesso? Ancora la convocazione non è arrivata. Resterà da gestire la questione dell'arrivo dei familiari qui e saranno a Milano. Sì, questo è un tema che verrà gestito da altre autorità e vedremo come sarà. Probabilmente, sicuramente c'è un'altra fila non banale. E mentre la magistratura indaga per omicidio colposo, c'è chi prende le distanze. I 2 operai non avevano mai seguito alcun corso per l'edilizia sulla sicurezza sul lavoro. Così nell'unico comunicato stampa della cooperativa Un mondo di gioia, dove da qualche mese i 2 operai defunti erano ospiti. Certamente non l'hanno seguito con noi, dice Sandro Morin, direttore dell'ente bilaterale Veneto per la sicurezza in edilizia, che aggiunge: proprio la scorsa settimana abbiamo formato 6 richiedenti asilo della stessa cooperativa di Milano. Non entro nel merito del caso, la magistratura indaga, dico solo che anche la formazione che abbiamo fatto ad altri 6 ragazzi è una formazione generale e specifica per entrare in cantiere. Deve essere fatta una formazione che è riferita alla mansione che vai a svolgere. Chi lavora in situazioni di ambienti confinati come possono essere le fosse biologiche deve fare una formazione specifica per gli ambienti confinati, che è stata ulteriormente tra l'altro riempita di contenuti proprio nel nuovo accordo Conferenza Stato-Regioni per la formazione e per la sicurezza. Ma resta un nodo irrisolto. Com'è possibile, ci si domanda, che 2 ragazzi ospiti di un sistema di accoglienza siano finiti a lavorare in edilizia senza alcuna formazione o protezione? E ora la storia di Abdou, da rifugiato appunto di riferimento di una comunità per migranti. Abdou, un nome di fantasia, ce l'ha fatta. Lui, 47 anni, è arrivato in Veneto dalla Nigeria dopo aver affrontato e superato innumerevoli pericoli, peripezie e difficoltà. Ora, da richiedente asilo, fa il caposervizio in una comunità di accoglienza. Sono arrivato in Italia quasi 30 anni fa, tramite, sono andato prima in Francia e poi dalla Francia adesso sono un impiegato. E come un impiegato in che settore? Settore offriamo i servizi, il lavoro in un centro di accoglienza. Oggi Abdou coordina l'organizzazione della struttura, cura i rapporti con i medici e affianca gli ospiti nei primi passi in Italia, accompagnandoli con pazienza nei percorsi di inclusione. E lui a spiegare, ad esempio, come ci si iscrive all'anagrafe e dove prendere un bus. Ormai è una passione, perché il nostro ruolo all'interno di questi centri non solo l'aspetto burocratico, ma proprio per preparare questi ragazzi per il mondo, per la società. Abdou mostra con l'esempio che integrarsi è possibile. Lui è uno dei migranti seguiti in precedenza proprio dall'ente bilaterale regionale che fornisce corsi e assistenza sulla sicurezza anche ai migranti, lo stesso che nei prossimi giorni, grazie ad imprenditori locali, orienterà verso nuovi percorsi di lavoro proprio i 6 richiedenti asilo di Milano formati la scorsa settimana. La nostra idea è di fare delle formazioni, così possiamo inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro, perché è fondamentale. Tanta richiesta anche adesso per manodopera, e vedendo questi ragazzi crescere, integrarsi, trovare un lavoro e poi non restando un peso per la società, anzi danno tanto alla società, alla comunità.
E poi ci sono i numeri dei morti sul lavoro con dati allarmanti, un 2025 nero, raddoppiate dallo scorso anno appunto le morti sul lavoro. La capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Vanessa Camani, chiede venga promossa la mozione sul badge delle presenze per tutelare i lavoratori. Mettiamo fine a questo cancro della società moderna, dice. Dove c'è il lavoro nero è dove più spesso accadono incidenti ed infortuni. Una mozione per introdurre badge di presenze nei cantieri con affidamento sopra i 500.000 euro è quella presentata dal PD e che andrebbe ad aumentare così il controllo nei luoghi di lavoro, la vigilanza e la tutela dei lavoratori dal punto di vista personale e contrattuale. È un accordo che viene stipulato tra parti datoriali, parti sindacali, enti locali, per cui in ogni cantiere appalto importante tutti i lavoratori sono registrati attraverso un badge elettronico che consente in tempo reale di sapere quante persone sono regolarmente presenti sul cantiere, con che mansione, con che inquadramento contrattuale, con che formazione e con che retribuzione. Un atto che arriva dopo le ennesime morti sul lavoro, un campanello d'allarme gigantesco, come lo ha definito Camani, e che il Partito Democratico chiede immediatamente di fermare anche con l'introduzione della mozione sul badge. La Regione del Veneto è una delle poche regioni in Italia che non è dotata di una legge apposita sulla salute e sicurezza dei lavoratori, calcolando che le regioni hanno ampie competenze. La vicenda dei 2 ragazzi stranieri morti in una cisterna pochi giorni fa nel Veneziano è emblematica. I dati INAIL parlano chiaro, i decessi registrati sui posti di lavoro tra gennaio e giugno, osserva Camani, sono stati 16 nel 2024 e 36 nel 2025, ovvero un aumento del 125%. Prevenzione, il controllo e la vigilanza. Gli organici dell'Ispisa nella nostra regione sono fortemente sottodimensionati e alcune figure professionali mancano del tutto. Seconda questione, la formazione. Bisogna investire molto di più nella formazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei datori di lavoro. Non ultimo il controllo della regolarità dei contratti, che andrebbe così a tutelare la dignità dei lavoratori, che si tradurrebbe dunque anche in un aumento dei controlli. Soltanto attraverso un investimento vero sulla regolarità del lavoro, sul livello dignitoso della retribuzione e su controlli capillari possiamo estirpare quello che è a tutti gli effetti un cancro della società moderna. Voltiamo pagina. Barca Velox, l'associazione canottieri della Giudecca, denuncia l'aumento di traffico di imbarcazioni che per evitare il transito a velocità ridotta lungo il canale percorrono il retro Giudecca a velocità superiori al limite previsto, sollevando anche il problema della sicurezza, essendo il canale frequentato anche da ragazzi durante gli allenamenti. L'avvento del SISA, che è una cosa così molto positiva, ha fatto sì che alcune imbarcazioni, piuttosto che transitare lungo il canale della Giudecca nel rispetto dei limiti, scelgono di passare retro Giudecca dove non c'è il SISA, e quindi possono sfrecciare nonostante il limite sia di 7 km all'ora. Con i barcavelox attivi il traffico nautico si è spostato dietro il canale della Giudecca. La denuncia arriva dall'associazione canottieri, che segnala un consistente aumento delle imbarcazioni che sfrecciano a una velocità ben superiore ai limiti, comportamento che interessa direttamente il tratto di canale antistante la Remiera e i canali adiacenti. Il problema è che in quella fascia di laguna c'è la nostra società e ci sono tantissime persone che vogano, molti bambini con la scuola di voga, molti ragazzi, e questo di fatto crea un significativo pericolo alla navigazione. E per questo motivo noi ci siamo mossi per segnalare la cosa alle autorità competenti. L'appello diretto all'amministrazione comunale è quello non solo di continuare a vigilare in modo capillare i tratti interessati dal traffico nautico, ma soprattutto di agire in prevenzione a eventuali incidenti che in tratti così trafficati e frequentati anche da giovani ragazzi potrebbero accadere. Il SISA probabilmente ha disimpegnato molti operatori del controllo del traffico, e quindi noi speriamo che le autorità sgravate dal funzionamento del SISA possano concentrarsi su quelle zone, appunto come la nostra, dove non c'è una copertura di controllo elettronica, però sono zone dove la pericolosità, la peculiarità dell'ambiente, da chi è frequentato, meritano sicuramente una forte azione di controllo e di prevenzione.
Il caso del cooperante Alberto Trentini dopo il fallimento della missione diplomatica italiana e il pressing internazionale, la famiglia torna a chiedere un intervento urgente. Missione fallita, l'Italia non riesce a far rientrare a casa Alberto Trentini, il cooperante 45enne del Lido di Venezia. Ad oltre 260 giorni dalla sua detenzione, detenuto infatti in Venezuela dal 15 novembre 2024, il cooperante resta ancora prigioniero e isolato, senza alcun contatto con l'esterno. Nonostante le pressioni diplomatiche, la Farnesina non è riuscita a ottenere né contatti né concessioni da Caracas. Il nostro ambasciatore non ha potuto visitare il cooperante e neppure la famiglia ha ricevuto sue informazioni. La Commissione Interamericana per i diritti umani ha emesso nuove misure cautelari urgenti, denunciando il rischio per la sua vita e integrità, ma senza ricevere risposta dal Venezuela. I genitori ribadiscono fiducia della diplomazia per il suo rilascio, ma serve un'accelerazione. Altro tema, l'assistenza agli anziani, una corsa a ostacoli tra burocrazia e solitudine. Serve un welfare più giusto, così la CISL Veneto sull'inadeguatezza, a suo dire, del nuovo contributo regionale a favore degli anziani non autosufficienti assistiti a casa. 400 euro di contributo per gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio. Per accedere al contributo è necessario dimostrare la condizione di non autosufficienza del familiare, la convivenza o il legame di parentela, oltre all'effettiva prestazione di assistenza domiciliare. Un dedalo di burocrazia, serve un welfare più giusto. La denuncia della CISL teme inoltre che il contributo, pur essendo un aiuto economico, possa non essere sufficiente a coprire le reali esigenze assistenziali e che la platea dei beneficiari sia troppo ristretta rispetto al bisogno effettivo. Una vera e propria corsa ad ostacoli e penalizza soprattutto gli anziani gestiti a domicilio, è chiaro che questo metodo non funziona ed è la denuncia che noi facciamo nei confronti della Regione, così come lo avevamo denunciato 6 mesi fa nel nostro bando. Ci vuole più attenzione e più sensibilità nei confronti di quelle famiglie che curano il proprio caro a domicilio. Continueremo a chiedere come sindacati dei pensionati un tavolo sugli anziani a cui noi dobbiamo partecipare. Inaugurata questa mattina a Jesolo allo stabilimento Oro Beach la prima smoking area del litorale, altro tassello della campagna Jesolo Respect per il divieto di fumo lungo la battigia e contro l'abbandono dei mozziconi in spiaggia e in città. Ulteriore tassello in un ragionamento che stiamo portando avanti sul tema del fumo in spiaggia. L'abbiamo iniziato con il divieto di fumo in battigia previsto per quest'anno con un occhio all'ambiente. Aperta ufficialmente all'interno dello stabilimento balneare Oro Beach la prima smoking area del litorale di Jesolo. È un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore perché unisce due dei valori cardine di Jesolo Turismo, innovazione e sostenibilità, che sono anche i valori che stanno ispirando il rinnovamento dei nostri stabilimenti balneari. Un progetto che rientra nel più grande obiettivo della città di mare, quello della sensibilizzazione contro l'abbandono di mozziconi in spiaggia. Purtroppo l'abbandono di mozziconi è ancora una pratica molto diffusa e vorremmo che scomparisse, e con un occhio alla vivibilità, quindi alla possibilità per tutti gli utenti della spiaggia di vivere in serenità i momenti di relax. Quindi con la nostra partecipata a Jesolo Turismo abbiamo allestito questa che è un'area smoking che permette alle persone che desiderano fumare di farlo con socialità in un ambiente accogliente e anche generando un ulteriore plus che è il riciclo dei mozziconi. Oltre a regalare minuti di relax in un contesto dedicato, permette anche ai nostri ospiti di fare del bene all'ambiente grazie alla possibilità di riciclare i mozziconi di sigaretta attraverso la colonnina di Resig. Questi mozziconi di sigaretta daranno infatti vita a nuovi materiali plastici. Soddisfazione dunque per il primo progetto per rendere la spiaggia
spiaggia un luogo smoking free. Contestualmente a questo, il Comune di Jesolo ha presentato anche una campagna di comunicazione e informazione relativa all'introduzione del divieto di fumo lungo la battigia, provvedimento entrato in vigore a maggio 2025. Iniziative che rientrano all'interno della campagna comunicativa Jesolo Respect. Una serie di norme di buon comportamento per chi visita la nostra città, appunto sul tema del fumo, ma che potrà avere altre declinazioni su tanti altri temi nel prossimo futuro. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco come sempre le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.